Bentornati, bentrovati a tutti e ricomincia un'altra settimana di storia, il programma che cerca attraverso le singole puntate di conoscere, scandire, scrutare sempre di più la storia dell'Occidente per capire di più la nostra storia. Raccontiamo la civiltà greca, siamo partiti dalle origini dell'umanità e stiamo affrontando in questi mesi, in queste puntate, la civiltà greca, soprattutto per quanto riguarda la vera caratteristica del mondo greco, che era la caratteristica religiosa. La religiosità dei greci era molto importante, ma era una religiosità che abbiamo visto era fondata sulla volontà ed era fondata anche un po' sul senso di impotenza, l'impotenza che caratterizzava il mondo greco. Il mondo greco infatti sapeva che la volontà dell'uomo poteva decidere tanto, ma che nulla poteva contro la tyche, contro il mistero, contro l'insondabile, contro l'imponderabile. Proprio per venire incontro a tutto questo nascono delle religiosità diverse da quelle ufficiali, da quelle che avevano il luogo di residenza sul monte Olimpo, la religiosità olimpica, questo monte della Tessaglia che ospitava idealmente tutti gli dei. Ecco, questo tipo di religiosità diversa era rappresentato dai misteri. I misteri erano delle forme di religiosità inizialmente popolari che avevano come caratteristica quella di essere delle forme di religiosità segreta. Attraverso il mistero l'uomo veniva iniziato ad una pratica segreta, occulta, sconosciuta, e all'interno di questa pratica segreta, occulta, sconosciuta l'uomo poteva realizzare quello che la religiosità ufficiale non prometteva, cioè la salvezza. Nella religiosità ufficiale infatti l'uomo aveva questa grande volontà di fronte al mistero, ma questa grande volontà a un certo punto si spegneva con la morte e non c'era speranza di vita e di bene e di felicità per l'uomo dopo la morte. Dopo la morte c'era l'Ade, c'era gli inferi, c'era tutto quello che in qualche modo segnava la fine di tutto. Ecco, i misteri si oppongono a questo e chiedono a gran forza invece l'esperienza di poter sperimentare qualcosa di salvifico, qualcosa capace di cambiare la vita e il destino umano. I misteri quindi saranno la religiosità del popolo, la religiosità dove il popolo cercherà in tutti i modi di scoprire di più se stesso e di capire di più quelle parti di sé che ancora oggi sono domanda per la nostra vita. È importante ed è fondamentale conoscere i misteri e domani ne conosceremo uno in particolare e vedremo come questi misteri così segreti, così particolari, così silenziosi in realtà celassero delle verità importanti per la vita ed è per questo che andavano per la maggiore in tutto il mondo greco. Ma ne parliamo domani, ne parliamo qui, sempre a Storie.